Dunque, Graziella Pluchino è andata a sentire proprio oggi, nel senso di 3 giorni fa, che aria tira alla Maddalena. Vediamo. Noi siamo il personale della Detto Mensa che lavora a Mariscuola alla Maddalena. Il giorno 28 ci è stata mandata una lettera di licenziamento per tutto quanto il personale, circa 40 persone, dicendo che avevano perso l'appalto e che quindi eravamo tutte fuori. Bisogna passare da una vocazione militare a una vocazione turistica. Ma bisogna essere molto creativi perché bisogna fare in modo che il turismo o gli effetti del turismo vengano proiettati non per tutto l'arco dell'anno, ma almeno per 7-8 mesi l'anno. Però per fare turismo bisogna avere alle spalle una tradizione, bisogna avere una cultura, bisogna avere dei servizi e tutte queste cose purtroppo qua alla Maddalena ancora non ci sono. Qui si vive fondamentalmente oggi di pensioni e lo zoccolo duro dell'economia della Maddalena sono pensioni del pubblico impiego. Faccio l'imprenditore nel settore della ristorazione rivolta al turismo nautico. Non ci sono prospettive, abbiamo una stagione alle porte e non abbiamo assolutamente nessuna certezza. Allora ricordo che alla Maddalena ci doveva essere il G8 che poi venne fatto all'Aquila, insomma comunque, e senza altri sondaggi con i caschetti, comunque io immagino che da casa, vedendo questa sorta di polso popolare, uno pensi, vabbè, però si poteva anche sentire l'istituzione preposta, dice, uno va a sentire la piazza, la strada, ma si può anche sentire l'istituzione. Dall'assenso che mi hai fatto, Mario, capisco che sto andando bene. Sentiamo che cosa ha da dire il sindaco della Maddalena. La situazione alla Maddalena oggi è una situazione che potrei definire drammatica, perché la Maddalena era stata oggetto di un grande progetto di carattere istituzionale, politico, economico, per cercare di vivere anche di turismo, di vela, di turismo, di ambiente. L'arsenale non si può utilizzare finché non verranno completate le bonifiche. Siccome occorrerà dragare 100.000 metri cubi di materiale, tutta l'area sarà trasformata nuovamente in un grande cantiere. L'ex ospedale militare, che è una tragedia totale, un intervento costato 74 milioni di euro, che è chiuso. Non ha mai visto la luce, non ha mai aperto i battenti. Il progetto del rifacimento e della ristrutturazione del fronte mare della città di La Maddalena, finanziato, che però non ha mai visto i Natali. In più il Club Med di Caprera è chiuso da 3 anni. Il gruppo Valtour, che ha un villaggio turistico sull'isola di Santo Stefano, è sull'orlo del fallimento. C'è un grosso problema ed è un ridimensionamento del Ministero della Difesa e della Marina Militare Italiana, che alla Maddalena ha una grande scuola di formazione per sottufficiali che noi speriamo che venga in qualche modo non solo mantenuta ma potenziata. E a tutto questo poi si va ad aggiungere ad un dato di disoccupazione strutturale che viaggia intorno alle 1.700 persone, quindi su 11.000 abitanti mi sembra un dato che è ben oltre la media nazionale. È una situazione nei confronti della quale occorre intervenire presto, perché le possibilità ci sono i finanziamenti e ci sono anche le prospettive.